Reclutavano ragazze in Nigeria e le costringevano a prostituirsi, botte e rituali voodoo juju per tenerle prigioniere. L'operazione dei carabinieri di Lamezia ha portato all'arresto di 7 persone, presunti capi dell'organizzazione. Bruciata nella notte l'automobile dell'assessore del comune di Cosenza Francesco De Cicco. Il mezzo, una BMW, era parcheggiata sotto l'abitazione dell'esponente della giunta Occhiuto. Regge l'impianto accusatorio della DDA di Catanzaro nel processo d'appello contro il clan Rango Zingari, ergastolo per Maurizio Rango per l'omicidio di Luca Bruni, rideterminazione delle pene per gli altri assolti in 2. In Corte d'Assise di Reggio Calabria le rivelazioni del pentito Consolato Villani, uno dei 2 killer dei 2 carabinieri uccisi il 18 gennaio del 1994, chiama in causa Giovanni Aiello, detto Faccia da Mostro. Pubblicato l'avviso agli enti per la presentazione di progetti di servizio civile, in Calabria saranno 980 i posti da assegnare. Protestano i docenti di fascia B costretti a lavorare fuori regione per colpa di un algoritmo, assemblea a Cosenza. Comune di Polissere emana un'ordinanza che limita l'uso delle slot machine sul proprio territorio. La decisione è maturata a seguito dei dati allarmanti emersi da una recente indagine sul fenomeno che colloca la cittadina calabrese nei primi posti della triste graduatoria. La Procura federale ha assolto il Catanzaro Calcio, accuse senza prove. La squadra giallorossa era stata tirata in ballo in una presunta combine per alterare il risultato della gara con l'Avellino nel campionato 2013. Prosciolta anche la società del Rende per i problemi legati alla fideiussione per l'iscrizione al campionato. Buonasera da Anna Franchino e benvenuti a questa nuova edizione in diretta del nostro telegiornale. Prima di parlare di cronaca apriamo con la notizia del Consiglio regionale della Calabria, perché l'informativa del Presidente Oliverio sulla sanità dopo l'incontro con il Ministro della Salute Lorenzin ha aperto proprio l'odierna seduta del Consiglio regionale. 21 complessivamente i punti all'ordine del giorno, nel quale spiccano l'esame abbinato di 2 proposte di legge in materia di edilizia residenziale e pubblica, la legge quadro in materia di incendi boschivi e le misure per promuovere il turismo sportivo mediante la diffusione del gioco del golf e la realizzazione di impianti golfistici. Hanno seguito proposte di provvedimento amministrativo, le relative ai rendiconti di alcune aziende subregionali e poi l'aggiornamento degli elenchi contenenti i componenti del gruppo amministrazione pubblica e gruppo Regione Calabria. Ancora una proposta di legge per riconoscimento della legittimità di alcuni debiti fuori bilancio, il blocco di leggi inerenti la manovra finanziaria, il cosiddetto collegato, la legge di stabilità regionale 2018 e il bilancio di previsione finanziario della Regione Calabria per gli anni 2018-2020. Ulteriori approfondimenti ve li daremo domani nel corso dei nostri telegiornali. Intanto parliamo di cronaca, perché sono state costrette a prostituirsi con minacce, violenze e magia nera. Liberate le schiave del sesso nigeriane grazie all'operazione condotta dalla direzione distrettuale antimafia di Catanzaro. 7 gli arresti eseguiti dai carabinieri di Lamezia Terme. Le giovani dovevano pagare agli aguzzini circa 30.000 euro per affrancarsi. Il servizio è di Rosalba Baldino e a seguire uno stralcio delle intercettazioni raccolte dagli inquirenti. Sentite. Liberate dalla schiavitù più di 100 ragazze nigeriane, l'operazione dei carabinieri di Lamezia Terme che hanno scoperto un'organizzazione in grado di far arrivare clandestinamente in Italia decine di giovani donne, costringendole poi a prostituirsi con minacce, violenze e riti di magia nera. 7 le persone arrestate, si tratta di un italiano e 6 nigeriani. Le indagini dirette dal sostituto procuratore Deborah Rizza e dal procuratore aggiunto Giovanni Bombardieri sono iniziate nel gennaio del 2017 dopo la denuncia di una vittima. Le giovani, come spiegato in conferenza stampa, venivano reclutate nei paesi d'origine. Abbiamo dimostrato come questo traffico parta dalla Nigeria, dove lì vengono reclutate le donne poi predestinate a diventare prostitute. Già nei centri di accoglienza della Libia queste venivano allenate, venivano già fatte prostituire. E queste donne dovevano pagare circa 25.000 euro, 30.000 euro per poi riconquistare la libertà, e questo gli costava anche anni, in termini di anni, per uscire da questa schiavitù. Esisteva una cassa comune, è una sorta, serviva per le pronte emergenze come un mutuo soccorso, e questo ricorda un po' la bacinella dell''ndrangheta.
La bacinella che serve a pagare gli avvocati, i familiari dei detenuti e i detenuti. E in questo caso questa cassa comune serviva proprio ad essere da sostentamento alle madame che gestivano, ognuna delle quali gestiva 8-10 ragazze. Il dramma umano era poi acuito dal fatto che già la denunciante, poi l'abbiamo accertato nel corso delle indagini, si verificava anche il caso in cui, rimasta incinta una di queste donne, veniva fatta abortire naturalmente illegalmente attraverso il ricorso a farmaci, veniva condotta in determinati soggetti che le procuravano l'aborto. E anche su questo sono in corso ancora attività di indagine. Ciao, sì. Juliet è bugiarda, non rispetta nessuno. Lasciala andare, non è successo niente. Sto solo aspettando il rientro di mio marito, poi le faccio vedere chi sono io. No, lascia stare. Oggi lei riceverà molte botte da me, perché è sempre lei a creare problemi. È da 2 giorni che non lavora, non so più che cosa fare. Ciao, sono io. Siamo in prigione qui in Libia, ci nascondiamo per parlare. Prigione? Quale prigione? Si chiama Geniba Sukturaba, a Tripoli. Hai pagato? Sì. Qua in Italia, ma non lo so come. Mio marito ha pagato su un conto di qualcuno, forse quello del Connection Man per poter liberare Chemi. Quando voi avete pagato, Chemi stava viaggiando da Seba, in Libia, ma poi l'hanno arrestata e mandata al campo di deportazione per la Nigeria. Da lì le autorità l'hanno portata in questa prigione. Abbiamo distribuito la foto di Chemi in tutte le parti della Libia, sia a Seba che a Tripoli per cercarla. Ma nessuno sapeva dove si trovasse e a quel punto abbiamo pensato che fosse morta. Lei è ancora in vita, ma ci sono molti problemi. È stata venduta ad un'altra persona che vuole 5.000 dinar per liberarla. Bene, fin qui le intercettazioni. Ancora per la cronaca ci spostiamo a Cosenza, dove è stata bruciata l'automobile dell'assessore del comune di Cosenza Francesco De Cicco. Il mezzo, una BMW, era parcheggiata sotto l'abitazione dell'esponente della giunta Occhiuto, che ha detto: vado avanti. Vediamo. Il mio amore per Cosenza è più grande dello spavento che mi avete provocato. Affida a Facebook il suo sfogo l'assessore del comune di Cosenza Francesco De Cicco all'indomani del grave atto intimidatorio subito. L'auto di De Cicco, in carica da marzo, con deleghe ai quartieri, alle frazioni e alle partecipazioni, era parcheggiata nei pressi della sua abitazione ed è stata incendiata. Le fiamme hanno distrutto l'automobile e sono state spente dai vigili del fuoco. Sull'episodio, sulla cui matrice dolosa non si nutrono dubbi, hanno avviato accertamenti gli uomini della squadra mobile di Cosenza, che hanno sentito l'assessore per acquisire elementi utili alle indagini. L'esecuzione è stata mirata e molto determinata, ha scritto ancora l'assessore sui social network. Nella stessa sera hanno provato per ben 2 volte a incendiarla. La prima non è andata a buon fine, per fortuna, perché c'era presente mio figlio di 12 anni. Subito dopo mi sono recato in questura a sporgere denuncia. Rientrato a casa mi ero appena messo sul letto e ho sentito uno scoppio. Mi sono affacciato e ho visto la macchina totalmente avvolta dalle fiamme. E pensare, scrive ancora De Cicco, che poco prima avevo tenuto un incontro pubblico con i comitati di quartiere proprio sul tema della sicurezza e dell'ordine pubblico in città, alla presenza del questore, del capo della squadra mobile e del capo delle volanti della polizia. Ringrazio il sindaco per la vicinanza che mi ha espresso, ha poi concluso l'assessore, e tutti coloro che mi hanno mandato innumerevoli messaggi d'affetto. Ancora alla cronaca, ci spostiamo a Reggio Calabria, perché in corte d'assise le rivelazioni del pentito Consolato Villani, che chiama in causa Giovanni Aiello, detto Faccia da mostro. Sentiamo. Sono pezzi di storia di cronaca inquietanti e violenti quelli che il pentito di 'ndrangheta Consolato Villani sta raccontando alla corte d'assise di Reggio Calabria nell'ambito del processo 'ndrangheta stragista. Ieri nell'aula bunker di Viale Calabria, rispondendo alle domande del PM Giuseppe Lombardo, ha raccontato dell'agguato mortale ai carabinieri Fava e Garofalo avvenuto a Scilla nel 1994. Ed è proprio di questo duplice omicidio che il processo si interessa, vedendo alla sbarra i presunti mandanti Santo Filippone e Giuseppe Graviano.
Villani, peraltro condannato per quella orribile azione delittuosa insieme a Giuseppe Calabrò, nipote di Filippone, ha raccontato che l''ndrangheta tentava di far accreditare la pista terroristica. Era la stagione, peraltro, della strategia della tensione e i personaggi ambigui non potevano non comparire all'orizzonte prima di entrare a gamba tesa nelle diverse situazioni. Villani a tale proposito ha parlato di Giovanni Aiello, morto per un improvviso malore quest'estate. L'ex poliziotto della Mobile, noto anche per il suo soprannome Faccia da Mostro, insieme ad una misteriosa donna bionda, pericolosa e temuta, sarebbe stato dietro molti attentati e dietro diverse azioni destabilizzanti. Un puparo di altissimo livello, capace di interloquire con tutti e da tutti avere riconosciuto un ruolo di raccordo nelle dinamiche tragicamente illecite che vede sinergie continue tra le mafie e pezzi deviati dello Stato. E ancora per l''ndrangheta andiamo nella Sibaritide, perché sono stati assolti i boss abruzzesi e acri arrestati nell'inchiesta denominata Timpone Rosso. Furono condannati all'ergastolo in secondo grado dopo le contestazioni in Cassazione ed esaminate le incongruenze del pentito Pier Ciaccante. La Corte d'Assise d'Appello di Catanzaro ha ribaltato la sentenza per non aver commesso il fatto. È stato questo il verdetto. In particolare nell'inchiesta furono ricostruiti 2 omicidi, Giuseppe Cristaldi e Biagio Nucerito, uccisi nel 99, il cui mandante era, secondo il PM, proprio abruzzese, ma più in generale le accuse riguardavano anche il traffico di stupefacenti che negli anni era stato alla base della guerra della Sibaritide. Per Abruzzesi Acri era arrivato prima l'ergastolo nel 2012 davanti alla Corte d'Assise di Cosenza e poi la conferma 2 anni dopo in una sentenza della Corte d'Assise d'Appello di Catanzaro. E adesso le nostre brevi di cronaca. Regge l'impianto accusatorio della DDA di Catanzaro nel processo d'appello contro il clan Rango Zingari, ergastolo per Maurizio Rango per l'omicidio di Luca Bruni, rideterminazione delle pene per gli altri, assolti Fabio Calabria e Gianluca Arlia, le pene più alte inflitte dai giudici ai capi diventati pentiti. Pubblicato l'avviso agli enti per la presentazione di progetti di servizio civile. In Calabria saranno 980 i posti da assegnare. Una nuova opportunità, ha detto l'assessore regionale Federica Roccisano, per i giovani calabresi. L'autovettura di proprietà del dirigente della provincia di Crotone per i settori urbanistica, ambiente ed edilizia scolastica, Nicola Artese, è stata incendiata la notte scorsa mentre era parcheggiata in via Venezia. Le fiamme hanno danneggiato il vano motore. Sul posto, oltre al personale della Polizia di Stato che sta procedendo nelle indagini, sono intervenuti i vigili del fuoco. Artese non esclude che possa trattarsi di un'intimidazione collegata alla sua attività di dirigente alla provincia. La Corte d'Appello di Reggio ha congelato il provvedimento di dissequestro dei beni all'imprenditore di Palmi Giuseppe Mattiani, ritenuto dagli investigatori contiguo alla cosca Gallico di Palmi, in presenza del ricorso presentato dalla Procura Generale alla Corte di Cassazione. 2 settimane fa la Corte d'Appello aveva ribaltato il pronunciamento di sequestro preventivo dei beni sentenziato dal Tribunale di primo grado, non riconoscendo la pericolosità sociale di Mattiani. È stato assolto dall'accusa di tentato omicidio e condannato a 3 anni di reclusione per lesioni personali e minacce aggravate Pasquale Gagliardi, imputato per aver accoltellato la moglie il 25 agosto 2014 durante una lite e aver minacciato l'uomo che riteneva essere l'amante della donna. Oggi il Tribunale di Lamezia, accogliendo le tesi difensive, ha assolto Gagliardi condannandolo a 3 anni di reclusione. Ed ora vi mostriamo delle immagini di una perdita di acqua che ci ha inviato un nostro telespettatore. Arrivano da Cosenza, nei pressi dell'ospedale dell'Annunziata. Vedete proprio i proprietari di un esercizio commerciale che si trova proprio all'angolo con Viale della Repubblica, che si sono rimboccati le maniche in attesa dell'arrivo dei vigili del fuoco per togliere proprio l'acqua dall'esercizio commerciale. Torniamo in studio perché parliamo adesso dell'assemblea a Cosenza dei docenti di fascia B. Si tratta degli insegnanti che lavorano fuori regione per colpa, denunciano, di un algoritmo. Chiesto anche l'intervento delle istituzioni. Vediamo.
Insegnanti con la valigia, quelli di fase B, assunti con la legge 107 del 2015, la cosiddetta buona scuola, contratti sul sostegno e soprattutto al nord. A Cosenza la prima assemblea pubblica. Si chiede di aver riconosciuti quelli che sono stati i diritti lesi. La maggior parte di questi docenti erano tra i primissimi nella graduatoria ad esaurimento della provincia di Cosenza o di altre province calabresi e a causa di un algoritmo impazzito sono stati assunti invece da Roma in su, al nord Italia per lo più. Disagi e nella sala del CONI le storie sono tante, il denominatore comune dello sradicamento delle famiglie divise. Molti hanno ottenuto l'assegnazione provvisoria. Questo non è sufficiente perché molti di loro dopo tantissimi anni di insegnamento in Calabria sono stati costretti, nonostante tutto un investimento professionale ed economico in questa terra, a dover andare via. Un incontro a cui erano state invitate le istituzioni locali e quelle scolastiche. Solo la provincia ha inteso accogliere l'invito. Molto amareggiati per questo chiediamo ora pubblicamente delle risposte, perché noi abbiamo dei diritti, le nostre famiglie hanno dei diritti e non ci fermeremo a vederli calpestati in questo modo. Restiamo a Cosenza perché ci sono spiragli nella vertenza della biblioteca civica. Sentiamo. Custodi della memoria sono i pochi, anzi pochissimi dipendenti della Biblioteca Civica di Cosenza che continuano a lavorare nonostante qualche mensilità arretrata, a tenere aperta la struttura, a consentire la consultazione dei volumi, alcuni rari, a studenti e studiosi. Sulla vertenza c'è l'attenzione di Comune e Provincia che si sono dette concordi a trovare una soluzione. In particolare il presidente Iacuccia ha espressamente affermato che la Civica dovrà diventare fiore all'occhiello della provincia di Cosenza. Si sta lavorando intanto per aumentare il personale. Per il timoniere della provincia l'idea sarebbe quella dell'innesto con i dipendenti della Biblioteca Nazionale, i documenti della Civica portati all'attenzione del Ministero dei Beni Culturali. Noi siamo aperti a studiare una qualche soluzione che porti a momenti di collaborazione con la Biblioteca Nazionale al fine di assicurare anche a questa istituzione un futuro più sicuro, voglio dire. Ma al momento non mi pare siano emerse ancora soluzioni concrete sulle quali operare. Va ricordato che la Civica ha un nuovo consiglio d'amministrazione guidato dal presidente Leopoldo Conforti e che in città è nata l'associazione Civica Amica, docenti, medici, cittadini, professionisti che si battono per il rilancio della biblioteca. Ed ora ci spostiamo a Polissena, dove il Comune ha emanato un'ordinanza che limita l'uso delle slot machine sul proprio territorio. Sentiamo. Anche a Polissena, dopo 5 frondi, con un'ordinanza si limita il gioco d'azzardo effettuato con le slot machine, gli orari di utilizzo degli apparecchi di intrattenimento, congegni automatici, le cosiddette macchinette mangiasoldi, collocati in sale giochi e altre tipologie di esercizi come bar, ristoranti e circoli privati. Si legge nel documento voluto dal sindaco Michele Tripodi e determinato su tutto il territorio comunale dalle ore 14 alle ore 23 di tutti i giorni, festivi compresi. A tutti i titolari della attività in cui sono stati installati gli apparecchi che consentono la vincita in denaro hanno l'obbligo di rendere noto al pubblico con apposito cartello da collocare sulla porta d'ingresso del locale l'orario di funzionamento degli apparecchi, che deve sempre rispettare i limiti massimi disposti con la presente ordinanza. La restrizione che avviene a Polissena nasce anche dai dati allarmanti diffusi da uno studio per i giornali La Repubblica e L'Espresso circa l'utilizzo delle slot machine in Italia. Nel 2016 sono stati spesi circa 95 miliardi di euro in macchinette e simili. Secondo tale studio, nel 2016 a Polissena sono stati spesi in giocate nelle ricevitorie autorizzate circa 6 milioni e mezzo di euro. Lo stesso dato rapportato al 2015 rileva una crescita nell'uso delle slot machine che testimonia un pericoloso scivolamento verso il gioco d'azzardo che espone la popolazione. Tutto ciò potrebbe rappresentare, dice ancora il sindaco, un problema di salute pubblica che colpisce indistintamente tutte le fasce sociali, pur privilegiando quelle più svantaggiate culturalmente ed economicamente, in quanto si manifesta come una vera e propria dipendenza psicologica, specie nei giovani, personalità ancora non del tutto formate. Da questo la dura presa di posizione del primo cittadino Michele Tripodi e l'ordinanza che sarà in vigore nei prossimi giorni.
E ora parliamo delle iniziative per il 70° anniversario della fondazione della Polizia Stradale. A Cosenza la Polstrada ha invitato i ragazzi delle scuole per affrontare il tema della sicurezza stradale. Gianluca Pasqua, sentiamo. Un teatro pieno zeppo di studenti. Sullo schermo le immagini della storia della Polizia Stradale e il film Young Europe, un collage di storie di ragazzi di diverse città d'Europa, con un unico filo conduttore, il rischio che si corre sulle strade. Immagini forti, coinvolgenti, che il dirigente della Polstrada di Cosenza, Giovanni Francesco Spina, ha presentato e proposto alla platea per stimolare i ragazzi nella giornata della sicurezza stradale. È l'obiettivo che ci siamo posti, volendo evitare di porgere ai nostri ragazzi e giovani una giornata di approfondimenti giuridici anziché di regole di buona condotta che pure servono, che sono essenziali, perché nel momento in cui si rispettano le regole abbiamo la garanzia della libertà. Però abbiamo pensato che fosse più opportuno veicolare quello che noi riteniamo utile e importante mediante filmati e mediante la visione di un film insieme, nella speranza, direi quasi nella certezza, che le emozioni suscitate da questi video e da questo film possano poi radicarsi dal cuore e migrare nelle menti per creare consapevolezza e una maggiore attenzione e quindi una maggiore propensione al buonsenso. La provincia di Cosenza, un territorio vasto e attraversato da strade pericolose, è stata la 106, la 107 e la 18 su tutte. Anche se solo da ottobre qui abbiamo dato impulso a nuove attività di sopralluogo e di stimolo per tutti gli enti preposti alla manutenzione delle strade, mi riferisco principalmente alle statali, tanto la 106 ionica quanto quella tirrenica. Stiamo tentando di fare tutto quello che è possibile, anche di più, per far sì che l'orizzonte dei sinistri stradali si allontani sempre di più dagli utenti della strada, per far sì che quello che purtroppo ancora capita sia solo e soltanto un evento residuale dovuto magari alla disattenzione, e purtroppo ce n'è ancora tanta, ma che non sia legato alle strutture, alle infrastrutture della nostra provincia. Il dato preoccupante è quello nazionale, che dopo anni vede in crescita il numero delle vittime della strada. Il comandante si rivolge ai ragazzi e invita a riflettere sulla strage quotidiana. 10 morti e 700 feriti sono la cifra esatta dei sinistri e dei morti che ogni giorno, ripeto, ogni giorno si verificano nel nostro paese. Restiamo a Cosenza con un incontro promosso dalla Camera di Commercio con la Banca d'Italia. Vediamo. La Camera di Commercio di Cosenza è sempre più aperta al dialogo con le istituzioni presenti sul territorio. In particolare, con la tavola rotonda Open Impresa Cosenza è stato presentato un nuovo strumento che dà la possibilità di consultare una grande massa di dati, adesso disponibili per ricercatori ed aziende, già indicizzati e scremati. L'incontro è servito anche a scambiare informazioni con il sistema bancario locale e con la Banca d'Italia soprattutto, creando le basi per nuove e promettenti sinergie che passano per la conoscenza reciproca. È con soddisfazione che è l'ennesimo incontro, una tavola rotonda, che si parla del problema bancario, ma non tanto per un problema di urlare contro le banche, assolutamente no, ma sapere quali sono le regole alle imprese, questo significa tanto per noi, ma principalmente con l'osservatorio che noi oggi presentiamo e loro presentano a noi, e scambiare questi dati e quindi informare la Banca d'Italia e quindi le banche il nostro territorio, non solo il territorio di Cosenza ma dell'intera regione Calabria, come sono formate le imprese, che fatturato hanno, le loro dimensioni. La Calabria presenta innumerevoli ricchezze ma anche molti handicap, a cominciare dalla criminalità che condiziona le attività economiche, ma anche attraverso un mirato piano di sinergie e di costruzione di reti d'impresa è possibile puntare ad un nuovo futuro per l'economia regionale. Fare rete, costituire una collaborazione interistituzionale tra tutte le presenze dello Stato è indispensabile come infrastruttura per la crescita. Senza di questo noi ai nostri giovani non potremo lasciare, che è un paese da cui se ne devono andare. Non potremo lasciare un futuro che loro potrebbero invece costruire per le loro aspirazioni, per i loro sogni, ma gli lasceremo una necessità forse di dover abbandonare una terra bellissima come questa, una terra in cui sono nati, che li ha cresciuti, li ha costruiti e ha costruito le loro professionalità, che è giusto che si esprimano in questo territorio. Ed ora andiamo a Vibo per parlare di disabilità.
Il mondo della disabilità sta cambiando perché cambia la tecnologia al servizio dei cittadini, migliorano le possibilità di cura e di riabilitazione, cambiano i bisogni educativi e formativi degli studenti diversamente abili. Serve dunque un diverso approccio culturale alla disabilità e in questo senso esperti, volontari e medici si sono messi a confronto proprio per ragionare sulla possibilità di favorire una reale cultura dell'inclusione, prendendo spunto da esempi concreti di quanti lavorano in questo senso. L'attività delle associazioni nella tematica dell'inclusione sociale diventa fondamentale. Diventa fondamentale insieme alla pubblica amministrazione e insieme anche alle stesse persone, perché non possiamo prenderle e includerle, ma bisogna che chi è in carrozzina o chi è stato abituato a ricevere tutto va aiutato a diventare invece il protagonista che può donare tanto e donarsi anche tutto. Con la sua esperienza ha realizzato progetti importanti e il tema dell'inclusione è diventato veramente operativo. Possiamo riflettere un attimo alla luce di queste sue esperienze? Ma l'esperienza è questa qui, che l'inclusione la si costruisce o insieme al pubblico, certe volte anche contro il pubblico, che ne so. E io adesso salendo ho visto l'ascensore con scritto guasto. Se ci fossero degli studenti che sono in carrozzina, che le barriere architettoniche sono un problema, non esiste guasto, o esiste aggiustami subito. Perciò le pubbliche amministrazioni devono fare la loro parte. E allora le mie esperienze sono fatte così. Certe volte si collabora e certe volte si litigarella un po' anche con le amministrazioni. Poi ci vuole anche che la società civile sia davvero civile. Perciò l'accoglienza, no? È l'aspetto che fa da base all'inclusione, altrimenti certe volte bisogna litigare anche con la mentalità che vede chi è disabile diverso e inferiore. Invece no, invece siamo tutti a testa alta, uomini e donne, cittadini e cittadine. Parliamo dell'inchiesta Moneygate, prosciolto il Catanzaro, anche il Rende non subisce conseguenze per la vicenda relativa alle fideiussioni. Gianluca Pasqua. La sentenza emessa oggi dal Tribunale Federale Nazionale sul caso sollevato durante l'inchiesta Moneygate e riguardante la presunta combina organizzata per pilotare il risultato della gara Catanzaro-Avellino del maggio 2013 equivale alla vittoria di un trofeo importante o addirittura di una finale play-off per la società giallorossa. E già, dopo il grande spavento per la richiesta inoltrata dalla Procura Federale, che aveva proposto la retrocessione della formazione di Dionigi e maxi sanzioni ai vecchi dirigenti, non ci si attendeva una decisione così favorevole da parte del TFN, che ha prosciolto i club interessati, i dirigenti e i tesserati coinvolti. Il deferimento è infondato, ha sancito il Tribunale Federale, e sconta una evidente carenza probatoria della Procura Federale, che agli atti del processo non solo non ha prodotto le perizie e le trascrizioni integrali delle intercettazioni, atti questi che non risultano trasmessi dalla Procura della Repubblica di Palmi, ma non ha neanche depositato l'ordinanza di custodia cautelare e l'informativa della Polizia Giudiziaria, poste a base di tutto l'impianto accusatorio. Insomma, un difetto probatorio che ha impedito al Tribunale Federale di valutare al di là di ogni ragionevole dubbio che vi sia stata la certezza del raggiungimento di un accordo finalizzato ad alterare il risultato della gara. Per il Catanzaro, solo un punto di penalizzazione per non aver provveduto, entro il termine del 26 giugno 2017, al pagamento degli emolumenti dovuti fino al mese di maggio 2017 ai propri tesserati. Sono stati invece prosciolti il Rende e il legale rappresentante Fabio Coscarella, perché il fatto non costituisce violazione relativamente alla vicenda legata alla segnalazione del presidente della Lega Pro, Gabriele Gravina, sulla presunta non veridicità delle garanzie bancarie depositate dalla società Rende Calcio in data 27 luglio 2017. Adesso le previsioni del tempo. Ben ritrovati da meteoincalabria.it. Persiste una circolazione di aria molto fredda di origine artica che mantiene le temperature ben al di sotto delle medie. Non è da escludere inoltre qualche debole fenomeno nevoso a quote collinari. Vediamo quindi le mappe in dettaglio. Domani locale instabilità sul Crotonese con possibili deboli nevicate a quoti collinari sulla Sila e sul Marchesato, altrove poco parzialmente nuvoloso con bassa probabilità di fenomeni. Analizziamo ora lo stato di mari e venti. Domani mari poco mossi o mossi con venti moderati sempre da Grecale. Per ulteriori dettagli consultate il sito www.meteoincalabria.it. È tutto, grazie per la cortese attenzione, appuntamento a domani.
Bene, è tutto, io mi fermo qui, grazie per averci seguito e buon proseguimento con i nostri programmi, arrivederci.